Nuova emergenza lavoro nella provincia di Frosinone. A chiedere aiuto ora sono i dipendenti della Musilli, azienda che produce prefabbricati in cemento presente a San Vittore dal 1971. Una delegazione di operai della Musilli ha manifestato pacificamente dinanzi all'aula magna dell'Università degli Studi di Cassino venerdì mattina, mentre il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, teneva una lezione magistrale sui temi dell'Europa. Gli operai, al termine dell'incontro, hanno rappresentato la loro situazione al presidente Tajani. Ormai da mesi senza stipendio, in questi giorni hanno cominciato a ricevere le lettere di licenziamento. I lavoratori hanno voluto rendere nota la loro vicenda, evidenziando che l'azienda, ormai in difficoltà dal 2012, ha annunciato che, non riuscendo più a gestire la situazione di crisi del settore e vantando crediti nei confronti di due aziende per oltre 4 milioni di euro, ha deciso di cessare le attività. Dopo aver fatto l'assemblea con i lavoratori, dove comunicavamo che l'esito dell'incontro fatto in Regione Lazio il giorno 14 è stato negativo sulla richiesta eventualmente di accedere alla cassa integrazione straordinaria che prevede il decreto Genova, l'ultimo decreto Genova. E, tra parentesi, bisogna ricordare che questi lavoratori stanno lavorando senza soldi da circa 7 mesi, non percepiscono lo stipendio da 7 mesi e ciò nonostante oggi all'improvviso, dopo che sono entrati in sciopero, è arrivato il telegramma di licenziamento, 27 persone. Noi siamo venuti qui perché sapevamo che c'era il presidente Tajani per cercare di coinvolgere tutto il territorio qui della zona sud della provincia di Frosinone, perché questo è un territorio che sembrerebbe per noi abbandonato sotto l'aspetto delle infrastrutture e sotto l'aspetto delle costruzioni, perché è vero che l'area di crisi arriva più o meno nella zona di Ceprano o Falvatera ed è stata dimenticata la zona sud della provincia. Nella zona sud della provincia non c'è solo l'FCA, che sicuramente è un sito importante, ma ci sono tante altre aziende del settore delle costruzioni che in questo periodo stanno soffrendo. Questo se lei pensa che è la terza azienda del settore dei manufatti e laterizi che cessa attività nell'arco di 12 mesi, dopo la Canova, la Somace e oggi sembrerebbe che la Musilli stia facendo la stessa fine.